Eseguiti 20 tamponi a Fiumefreddo e 25 a Rogliano, tutti hanno dato esito negativo. La sanità in Calabria preoccupa i sindacati che indicano una manifestazione per l'8 luglio alla Cittadella. L'atto di Catanzaro impedisce al Vibonese di conferire nella discarica di San Pietro Lametino e scatta la protesta. Dopo il maltempo che ha colpito il Castrovillarese si fa la conta dei danni, il comune è pronto a chiedere lo stato di calamità. Usura per conto dei clan, 4 persone arrestate ad Isola Caporizzuto, operazione dopo la denuncia di un commerciante. Ancora ben ritrovati dalla redazione del TG10 in primo piano, l'esito dei tamponi a Fiumefreddo e Rogliano. Siamo nel Cosentino dopo i casi di positività al Covid-19 che sono registrati nelle ultime ore, nei giorni scorsi. A dire il vero, tutti negativi, è la notizia che fa tirare un sospiro di sollievo. Vediamo. Negativi al tampone la 91enne ospite di un B&B a Rogliano, il figlio e il nipote dell'anziana, così come coloro con i quali hanno avuto contatti 25 persone in tutto. Negativi anche i tamponi effettuati a Fiumefreddo Bruzio. Incessante il lavoro della task force dell'ASP di Cosenza. Le due inchieste epidemiologiche sono partite quasi contemporaneamente sul Tirreno cosentino. I test sono stati avviati dopo il caso positivo di una dottoressa residente nella capitale che lavora allo Spallanzani. Il medico, dopo un periodo trascorso a Fiumefreddo, suo paese d'origine, è tornata a Roma, ma prima di rientrare in servizio nel nosocomio della capitale è stata sottoposta a tampone che è risultato positivo. La donna è asintomatica, ma immediatamente la task force dell'ASP di Cosenza ha ricostruito la rete dei contatti avuti dalla dottoressa durante il periodo di permanenza nel centro del Tirreno cosentino. Al momento, come dicevamo, non si registrano contagi. A Rogliano invece i tamponi sono stati effettuati dopo che la 91enne proveniente dalla Val d'Aosta è risultata positiva al coronavirus. Anche nella cittadina del Savuto è stata ricostruita la rete dei contatti, 2 episodi che hanno suscitato apprensione nei centri interessati e che dimostrano che il virus continua a circolare, anche se, come dicono gli esperti, con una carica virale più bassa. Non bisogna però abbassare la guardia e va avanti anche il lavoro della task force dell'ASP di Cosenza, anche se i sanitari da mesi impegnati nella lotta al virus si sono visti negare le spettanze economiche nonostante i fondi stanziati dai DPCM del governo. Siamo al bollettino regionale, secondo giorno con contagi zero nella nostra regione. Vediamo. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 97.671 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.183, nessuna in più rispetto a ieri. Quelle negative sono 96.488. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 1 in reparto, 1 in isolamento domiciliare, 182 guariti, 33 deceduti. Cosenza 2 in isolamento domiciliare, 433 guariti, 34 deceduti. Reggio Calabria 3 in reparto, 15 in isolamento domiciliare, 256 guariti, 19 deceduti. Crotone 1 in isolamento domiciliare, 112 guariti, 6 deceduti. Vibo Valentia 3 in isolamento domiciliare, 77 guariti, 5 deceduti. Dall'ultima rilevazione le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 6.922. Ancora sanità, CGIL e CISL e UIL hanno annunciato oggi alla Mezzia Terme, nel corso di una conferenza stampa, la piattaforma della manifestazione dell'8 luglio, il presidio davanti alla cittadella regionale per richiamare l'attenzione sui tanti mali della sanità calabrese. Vediamo.
Non è la prima volta e purtroppo non sarà l'ultima, vista l'aria che tira, che i sindacati si vedono costretti a lanciare l'allarme per la sanità calabrese, sempre, costantemente alle prese con mille difficoltà. Il piano di rientro pesa tantissimo e le restrizioni imposte rischiano di penalizzare i LEA. A questo si deve aggiungere l'aumento dei costi che grava sui cittadini a fronte di servizi non rispondenti alle aspettative dei calabresi. E allora che si fa? CGIL e CISL UIL rispondono con le armi in loro possesso e la più visibile e forte si chiama mobilitazione. Ecco allora Sposato, Biondo e Russo che da Lamezia hanno menato forte e attendono risposte. Ritorniamo in piazza per dire sostanzialmente che questo metodo di commissariamento non va bene, il decreto Calabria ha fallito, ma cosa chiediamo? Il ritorno alla politica? No, certamente. Chiediamo che il governo nazionale intervenga in modo diretto a far risalire quelli che sono gli investimenti della sanità calabrese. Sterilizzare il deficit per noi in questo momento sarebbe importante per un triennio, modificare il decreto Calabria sarebbe importante nella parte dove dia poteri anche per le assunzioni e per il piano operativo, e quindi per fare questo occorre una struttura commissariale nuova. Sulla sanità è necessario voltare pagina in Calabria. 10 anni di commissariamento sono stato un disastro, un inasprimento dei costi per il cittadino, scarsa qualità di servizi, hanno messo in fuga il cittadino ad andarsi a curare fuori regione, liste d'attesa non più sopportabili. E quindi veramente dopodomani è un grido d'allarme quello che vogliamo lanciare al governo regionale e al governo centrale, che ci diano ascolto. Ora a Cosenza, dove questa mattina hanno protestato i lavoratori della cooperativa Adis impegnata nel trasporto dei disabili, dializzati e anziani. Il loro contratto è scaduto lo scorso 30 giugno e ora il Comune deve espletare un bando di gara per il rinnovo della convenzione. Intanto le famiglie sono in serie difficoltà. Vediamo. Hanno fatto irruzione in comune a Cosenza gli operatori della cooperativa Addis che si occupano del trasporto dei disabili e che questa mattina hanno inscenato una protesta per chiedere celerità nelle pubblicazioni del bando e che non vengano decurtate ore di lavoro. Fine giugno è scaduto l'affidamento in proroga del servizio, ancora ad oggi questi lavoratori non sanno niente sul loro futuro, perché intanto il Comune sta preparando un nuovo bando di gara, bisogna capire a che condizione prepara questo nuovo bando di gara. Dalle voci che arrivano non sono molto buone, non è pensabile che un servizio fondamentale per la cittadinanza ad oggi rischia che questo servizio viene tagliato, c'è il rischio che i lavoratori perdono ore di lavoro. Già un servizio delicato dove i lavoratori percepiscono non una mensilità elevata, intorno a 500-600 euro mensili, decurtando le ore lavorative. Una persona che deve sostenere la propria famiglia diventa anche difficoltoso, visto che molti di loro sono monoreddito. L'assistenza ai disabili deve essere garantita, ecco perché alcune mamme si sono unite ai lavoratori delle cooperative per chiedere un impegno concreto da parte dell'ente, perché i propri figli non possono essere considerati cittadini di serie B. Centro è aperto alla PAN e purtroppo non c'è il trasporto e una mamma si deve andare a buttare sotto un treno, non lo so, io non ce la faccio più a tenerlo una giornata e quindi io il viaggio lo pago il pullman e tutto, però non c'è il trasporto e quindi qua si deve vedere al più presto perché non è possibile. Ragazzi così disabili proprio l'hanno messi proprio da parte, non ne vogliono sapere niente. Quale futuro dunque per queste donne e questi uomini che assicurano un servizio fondamentale ai disabili, agli anziani e ai dializzati che in passato hanno pagato un caro prezzo e temono che la storia si possa ripetere? Noi siamo gli operatori ex cooperativa Demetra, con una storia alquanto travagliata alle spalle, per 8 mensilità perse e 10 anni di TFR.
La situazione è diventata davvero tragica. Ci auguriamo che questo bando di gara abbia la stessa continuità e che ci garantisca almeno le 80 ore mensili, e dico almeno perché è da 22 anni che siamo in questa forma di precariato. Sinceramente qua sembra che davvero nessuno interessi migliorare e potenziare questo servizio. Siamo arrivati alla fine, chiediamo all'amministrazione che si faccia carico di espletare un bando di gara dignitoso, perché lo meritiamo e lo pretendiamo. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato delle proteste dei genitori dei bimbi disabili che chiedevano di poter effettuare le terapie in presenza per i loro figli. Oggi un primo incontro con i medici dell'ASP, vediamo com'è andata. La ripresa delle terapie in presenza e in sicurezza per i bimbi disabili lo aveva chiesto a gran voce nei giorni scorsi l'associazione Le Mamme di Gaia, che aveva lanciato l'appello firmato da altre associazioni. Stamattina l'incontro con i vertici del centro di Serraspiga, che fa capo all'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, in cui si è stabilito di iniziare a definire un percorso di rientro graduale ma costante dei bambini in cura a Serraspiga, considerato che gli operatori sono stati forniti di dispositivi di protezione personale sufficienti e sono stati creati i percorsi di entrata e di uscita in sicurezza. Dal confronto tra il direttore del distretto Cosenza Sabuto, Elio Bozzo, la direttrice dell'unità operativa di riabilitazione dell'età evolutiva di Serraspiga, la dottoressa Luberto, e per le associazioni Deborah Cilio, portavoce delle Mamme di Gaia, e Emily Amantea, presidente dell'Associazione Italiana Persone Down, anche la disponibilità ad incontrare una rappresentanza dei genitori i cui figli sono in terapia presso l'unità operativa di Rogliano. Resta insoluta la questione relativa a Contrada-Lecco, le cui criticità sono dovute alla mancanza di spazio. Le associazioni chiedono un incontro con i responsabili del servizio a Rende. È necessario, affermano, stabilire come muoversi fin da ora per non ritrovarsi a settembre in una situazione di stallo. Le associazioni resteranno vigili perché, spiegano, nessuno deve restare indietro. Altra emergenza, quella dei rifiuti. L'ambito territoriale ottimale di Catanzaro impedisce al Vibonese di conferire nella discarica di San Pietro Lametino e scatta la protesta. Vediamo. I sindaci del Vibonese presidiano l'entrata dell'impianto di smaltimento di rifiuti di San Pietro Lametino. Davanti ai cancelli chiusi della discarica, una lunga colonna di compattatori provenienti da fuori provincia, ai quali Lato di Catanzaro ha impedito il conferimento. I primi cittadini della provincia di Vibo denunciano una vera e propria emergenza igienico-sanitaria in corso nelle loro città. In alcune zone la raccolta è ferma da giorni. Lato di Vibo rivendica il diritto di conferire nel sito di San Pietro Lametino. Lato di Vibo Valencia è sostanzialmente, tra virgolette, comproprietaria di questo impianto, che solo per ragioni perimetrali ricade nell'ambito del Lato di Catanzaro. Noi il 14 maggio abbiamo avuto un sostanziale blocco nel conferimento dei rifiuti perché Lato di Catanzaro ci ha impedito di utilizzare questo impianto di San Pietro Lametino e ha detto che noi dobbiamo conferire ad Alli. Nella realtà dei fatti Alli è sostanzialmente bloccata, per cui noi non riusciamo a conferire con regolarità i nostri rifiuti. I sindaci del Vibonese chiedono adesso al Lato di Catanzaro e alla Regione un intervento immediato per sbloccare la situazione. Non possiamo rimanere, specialmente in questo periodo estivo, con la spazzatura per strada. Sul fronte dell'emergenza rifiuti c'è poi l'ultimo atto della governatrice Santelli, che nell'ordinanza firmata 2 giorni fa supera la gestione degli ATO provinciali e dispone il trasferimento dei rifiuti fuori dalla Calabria in via d'urgenza e per un periodo non superiore ai 90 giorni. C'è però il nodo dei costi che verranno anticipati dalla Regione, ma le somme saranno poi recuperate dai comuni. Ma portare i rifiuti al nord potrebbe rappresentare un salasso per i comuni, 60 euro in più a tonnellata secondo i calcoli del sindaco di Reggio Falcomatà, che ha annunciato di non essere in grado di rifondere le somme che la Regione anticiperà. Quella dei rifiuti è un'emergenza che in Calabria si trascina ormai da anni. Nel lontano 1997 è iniziata una fase commissariale che ha bruciato 1 miliardo di risorse pubbliche senza risolvere il problema, e intanto il Consiglio regionale pensa ad una commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle politiche attuate dalla Regione in tutti questi anni.
E siamo a Belvedere Marittimo, sul Tirreno Cosentino, dove abbiamo raccolto la protesta di un imprenditore impegnato nella ristorazione che denuncia troppo assistenzialismo dallo Stato. Fatichiamo a dare lavoro. Vediamo. Nell'estate post-Covid si deve fare i conti non solo con le normative rigide emanate dal governo per scongiurare i contagi in questa fase delicata, ma ristoranti e albergatori della costa tirrenica cosentina devono fronteggiare la carenza di personale dovuta ad una nuova emergenza che è il nome di assistenzialismo statale. Questo che vi mostriamo è un ristorante che si trova sul lungomare di Belvedere Marittimo e qui, nonostante non ci siano problemi di spazi per il distanziamento sociale, i proprietari sono costretti a mandar via i clienti per mancanza di personale. Non si trova manodopera per lavorare né nella ristorazione, né nei lidi, né nei bar, né nelle giardini, a nessuna parte, perché tutto questo è dovuto a una cosa ben precisa, all'assistenzialismo dello Stato che dà a tutti, così facendo non permette a nessuno di dare la possibilità di trovarsi un lavoro serio e dignitoso, cioè così non si può creare mai economia. Perché voi non prendete soltanto lavoratori stagionali? No, noi siamo per 365 giorni all'anno, e cioè anche d'inverno facciamo fatica a gestire il ristorante per dire proprio per il fatto della manodopera. Cioè pagate tutto normalmente, tutto quello che c'è, tutte cose, ma non si trova proprio, addirittura siamo a livelli che non si riesce a trovare una donna per spazzare per terra. Tutto questo noi l'abbiamo analizzato, l'abbiamo visto, l'abbiamo proposto pure ai comuni, abbiamo messo dei manifesti. Gli anni scorsi da noi qua c'era tutto pieno di manifesto dicendo che non si poteva, chiedendo scusa ai clienti dove c'era un ritardo nel servizio proprio dovuto alla mancanza di manodopera, sia qualificata e non, perché non si riusciva a trovare a qualsiasi costo, proprio per dire così. E questa è l'unica cosa che penalizza la provincia di Cosenza, ma tutto il sud. Tutta la Calabria viene penalizzata con questo sistema qua perché c'è troppo assistenzialismo, cioè il reddito di cittadinanza, il reddito di quelle socialmente utili, casse integrate, casse quell'altro, non lavora nessuno, la gente con 400-500 euro si mette a casa e se ne va a mare. Un paradosso che si vive alle nostre latitudini, dove ci lamentiamo del lavoro che manca, ma non facciamo nulla quando ci vengono prospettate alcune possibilità. Il lavoro qua ci sarebbe troppo, manca chi lo fa il lavoro. Se noi pensiamo che andiamo da un fabbro, per dire, per una ringhiera che deve fare, no? Vai oggi e se ne parla fra 2 anni per consegnarti il lavoro, proprio perché non c'è manodopera, non sa come fare, e sono tutti i settori così. Poi nella ristorazione proprio non ne parliamo proprio. Cosa fare? Semplice, dopo i sacrifici di una vita si è costretti a gettare la spugna. Ogni famiglia c'ha 2 o 3 assistiti dentro casa e nessuno va a lavorare. Nessuno ci va a lavorare perché lo Stato l'assiste, sono i nostri sacrifici e sudore l'assista, per dire. Noi abbiamo, come si dice, doppia fregatura o tripla proprio, per dire, per quei pochi che lavoriamo, per dire così. È un dramma, il nostro pensiero, noi pensiamo sabato a sera, no? Potevamo fare 350 coperte, abbiamo fatto 150 coperte con il cancello chiuso alle 9 perché non si poteva gestire. Non si poteva gestire perché manca la manodopera e vi ripeto, pagata, non è che così dire pagata. Ci spostiamo a Castrovillari perché dopo il maltempo che ha colpito l'intero territorio si fa la conta dei danni e il comune è pronto a chiedere lo stato di calamità. Vediamo. Castrovillari, il giorno della conta dei danni dopo il violento nubifragio che si è abbattuto sulla città del Pollino sabato scorso. L'evento di sabato è stato un evento davvero fuori dalla norma, almeno per quanto riguarda il sottoscritto che abita da sempre qui. Non ricordo una violenza dell'acqua così rilevante come quello di sabato. Un vero e proprio bollettino di guerra generato da 2 ore di burrasca. Un 4 luglio da dimenticare, un evento meteorologico eccezionale, una vera e propria bomba d'acqua che ha riversato su Castrovillari una grande quantità di pioggia in poco tempo, mandando in tilt la città. Un bilancio pesantissimo per gli abitanti e per le tante attività commerciali in ginocchio. La maggior parte dei danni li hanno subiti proprio alcune abitazioni. Noi abbiamo dovuto praticamente fare delle ordinanze di chiusura a seguito appunto dell'intervento dei vigili del fuoco di alcune abitazioni, vale a dire alcune famiglie sono state trasferite, sgomberate dalle proprie abitazioni perché inagibili. Il sindaco Domenico Lopolito ai nostri microfoni ha annunciato di voler chiedere lo stato di calamità. Stiamo facendo la conta dei danni,
presenterò oggi stesso la richiesta alla Regione di avvio della pratica per il riconoscimento della calamità, perché le strade abbiamo subito tanti danni, tante abitazioni private hanno subito dei danni, ma in modo particolare anche l'agricoltura, almeno quella che si svolge nei nostri orti, nei nostri giardini, che viene svolto ovviamente in maniera imprenditoriale, non l'orto che fanno i singoli cittadini, anche quelle hanno subito la distruzione totale della produzione. E parliamo della classifica del Sole 24 Ore che vede dove si vede la governatrice Iole Santelli, presidente della Regione Calabria, al quarto posto con il 57,5%, la classifica dei presidenti delle regioni per il governance poll proprio del Sole 24 Ore. La governatrice calabrese di Forza Italia completa l'unplan del centrodestra subito dietro i governatori risultati più popolari d'Italia, il veneto Zaia, il friulano Massimiliano Federiga e Donatella Tesei dell'Umbria, tutti e tre della Lega. Santelli è al primo posto per il Sud in base all'indicazione dell'indagine condotta sul livello di gradimento dei presidenti delle 18 regioni, elezioni diretta, e dei sindaci di 105 città capoluogo della provincia. L'inchiesta realizzata dal Quotidiano Economico, edizione del lunedì, dalla Noto Sondaggi. Siamo alla cronaca: usura ed estorsione ai danni di un commercialista di Cropani. 4 persone sono state arrestate dai carabinieri di Sellia Marina. Le indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, la vittima del sodalizio costretta a pagare interessi pari al 100% annui. Vediamo. Usura ed estorsione aggravati dal metodo mafioso e intralcio alla giustizia. 4 persone di Isola Caporizzuto sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di Sellia Marina. In carcere sono finiti Vittorio e Tommaso Raso di 36 e 22 anni, carcere confermato per Luigi Raso, 61enne già detenuto per altra causa, mentre sono stati concessi domiciliari ad Antonio Fazio di 54 anni. Vittima del sodalizio un commerciante di Cropani. L'uomo aveva difficoltà economiche, aveva bisogno di soldi, inoltre per delle cure mediche per alcuni suoi familiari, una condizione che nel 2010 lo fece cadere nella rete degli usurai. A fronte di un prestito di 4.000 euro avrebbe dovuto restituirne ben 20.000, pagando un tasso di interesse del 100% annuo. E così per il commerciante iniziò un incubo fatto di minacce e vessazioni. Poi l'uomo nel 2019 denunciò tutto ai carabinieri. Le indagini coordinate dalla DDA di Catanzaro hanno portato lo scorso mese di maggio a 3 arresti. In quell'occasione, nell'abitazione degli indagati, i carabinieri avevano ritrovato dei manoscritti che riportavano formule di giuramento e riti di affiliazione all''ndrangheta, un santino di San Michele Arcangelo strappato nel lato superiore e un altro manoscritto relativo al codice del Picciotto. Dopo quell'operazione, inoltre, il commerciante sarebbe stato minacciato da un parente degli arrestati nel tentativo di costringerlo a ritrattare quanto denunciato. Secondo gli inquirenti, gli arrestati avrebbero agito per agevolare la cosca a Pullano di Isola Caporizzuto. 2 fucili clandestini, una canna per fucile e oltre 150 cartucce di vario calibro sono state trovate e sequestrate dai carabinieri in un terreno demaniale a Ciminale. Armi e le munizioni erano contenute in un tubo di plastica nascosto tra le rocce. Vediamo. Nuovo ritrovamento di armi nel Reggino, ancora nell'area preaspromontana della Locride. I carabinieri del gruppo Locri, della compagnia della città ionica, in collaborazione con i militari dello squadrone cacciatori di Calabria, hanno passato al setaccio centri abitati e campagne ed effettuato perquisizioni e rastrellamenti. I controlli hanno riguardato prevalentemente anfratti e casolari. Durante una di queste attività i carabinieri del nucleo radiomobile in un terreno demaniale hanno ritrovato 2 fucili Beretta calibro 20, una canna per fucile di fabbricazione artigianale calibro 8 Flaubert ed oltre 150 cartucce di vario calibro. I 2 fucili avevano la matricola Brasa ed erano stati abilmente occultati in un tubo di plastica tra 2 rocce. Lo stesso vale per la canna di fucile Flaubert
Fiat e le munizioni. Qualche ora prima i carabinieri avevano deferito un 68enne di Ciminà perché trovato in possesso di 19 cartucce calibro 12. Erano state ben nascoste nelle vicinanze della cuccia del cane di cui l'uomo è padrone. Le armi e le munizioni sequestrate saranno esaminate per stabilire se siano state utilizzate in fatti delittuosi. Gli accertamenti saranno effettuati dagli esperti del RIS di Messina. Un'azienda che produce scooter elettrici ne ha donati 3 al comune di Cosenza, saranno utilizzati dalla Polizia Municipale. Vediamo. Le azioni intraprese dall'amministrazione comunale di Cosenza, guidata dal sindaco Mario Chiuto, volte ad un modello di città sempre più green, hanno spinto un'azienda leader nell'industria dei veicoli elettrici a donare al comune 3 scooter elettrici che saranno consegnati alla Polizia Municipale. L'azienda è asiatica, esporta in 70 paesi in tutto il mondo e noi siamo i rappresentanti della divisione Italia. La nostra idea è quella di partire proprio dai nostri territori perché vogliamo essere la testimonianza del fatto che fare impresa nei nostri territori è possibile, soprattutto quando si tratta di tematiche che sono affrontate nei più grossi tavoli a livello mondiale, per cui perché non partire proprio dal territorio in cui viviamo? L'iniziativa si inserisce perfettamente nel percorso di rigenerazione urbana delle Green City, di cui Cosenza fa parte a pieno titolo. Cosenza punta sempre di più ad una mobilità sostenibile. Noi abbiamo accelerato il processo di trasformazione degli spazi liberi aperti in spazi che siano più a misura delle persone che vogliono spostarsi in bici, con le bici pedalata assistita. Adesso avremo anche il bike sharing che sarà installato a breve nella città di Cosenza come servizio e ovviamente puntiamo molto anche a ridurre l'inquinamento atmosferico. Abbiamo creato delle aree a traffico limitato, ma vogliamo ridurre anche moltissimo la percentuale di veicoli che possono inquinare, la città. E adesso la consueta rubrica con la borsa. Seduta positiva per le principali borse europee. Gli operatori confidano in una nuova ondata di liquidità da parte delle banche centrali e in ulteriori misure di stimolo fiscale in grado di sostenere la ripresa dell'economia. L'agenda macro odierna ha visto in Europa la pubblicazione degli ordini all'industria tedeschi di maggio in aumento del 10,4% su base mensile e le vendite al dettaglio dell'Eurozona in progresso del 17,8% su base mensile e in calo del 5,1% su base annuale. Lo spettro del Covid-19 continua così ad essere momentaneamente accantonato nonostante l'inasprirsi della situazione e il raggiungimento di un nuovo picco giornaliero di infezioni, con casi oltre 11,3 milioni. Il fine settimana del 4 luglio ha visto nel frattempo negli Stati Uniti registrare circa 156.000 nuovi contagi e le autorità dell'Australia chiudere il confine tra i 2 stati più popolosi del paese per contenere lo scoppio di un focolaio a Melbourne. Il FTSE MIB di Milano e il CAC 40 di Parigi chiudono in rialzo dell'1,5%, il FTSE 100 di Londra ha guadagnato il 2,1%, l'Ibex 35 di Madrid il 2%, il DAX di Francoforte l'1,6%. Oltreoceano i maggiori indici di Wall Street viaggiano all'insegna del denaro con il Nasdaq a più 2,3%, l'S&P 500 a più 1,4% e il Dow Jones a più 1,3%. Sul Forex il cambio euro-dollaro si riporta in area 1,130, stabile il cambio del dollaro con lo yen in area 107,4. Tra le materie prime salgono le quotazioni del greggio, con il Brent a più 1,3% a 43,37 dollari al barile e il WTI a più 0,6% a 40,91 dollari al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP-Bund viaggia a 171 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,23%. Tornando a Piazza Affari, denaro sul comparto bancario con UBI e BPM a 4,2%, Unicredit e Fineco a più 3,7%. Grazie e buon proseguimento di serata. Chiudiamo con le previsioni del tempo.
L'inizio di settimana continuerà ad essere caratterizzato da instabilità accentuata a causa della presenza di una perturbazione associata ad un'area di bassa pressione presente sul Mar Ionio e di allontanamento verso la Grecia. I fenomeni saranno più intensi nelle ore centrali della giornata, in particolare nelle aree interne. Le temperature resteranno stazionarie o in linea con le medie stagionali. Domani al mattino residua instabilità sui versanti tirrenici del Vibonese e del Reggino, altrove cielo generalmente poco nuvoloso. Nel corso della giornata aumento della nuvolosità sulle aree montuose per lo sviluppo di nuvolosità comuniforme con possibili isolati piogge. Temperature stazionarie. Passiamo a mari e venti. Domani poco mosso il Mar Tirreno con venti di direzione occidentale. Sul Mar Ionio inizialmente mari poco mossi con tendenza ad aumento del moto ondoso. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava e messo in onda Giuseppe Costanzo, vi auguriamo un buon proseguimento.